Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Giovedì qui su Radio Adige TV. Negli studi abbiamo questa sera Matteo Pressi, candidato alle elezioni regionali con la Lega, e Andrea Venzon, candidato con AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Benvenuti. Grazie dell'invito. Di giovedì oggi parliamo in particolare di giovani, lavoro, case, tutti i temi collegati, temi per guardare al futuro anche del Veneto, vista appunto le elezioni che aprono un nuovo ciclo dopo la fine del ciclo di Zaia, possiamo dire. Parto con una provocazione a Pressi. Ho fatto un po' fatica a trovare candidati giovani nel centrodestra. C'è un problema di ricambio generazionale? Il candidato presidente ha 32 anni, quello dello schieramento avversario ne ha più del doppio. Ha giocato l'asso al centrodestra. Al di là di questo, no, abbiamo tanti candidati giovani. Forse Verona effettivamente sì, è una provincia dove ce ne sono meno. Io credo di essere il più giovane probabilmente. Sì, sicuramente fra i più giovani. Già su Vicenza penso a Jacopo Maltauro, su Padova, Elena Cappellini, la Francesca Pizziolo. Ce ne sono di più, su questo ti do ragione, ce ne sono di più nelle altre province. Questa era una battuta insomma per cominciare, giustamente il centrodestra è anche il candidato più giovane. Vediamo un articolo da veronaeconomia.it. Fondazione Nord-Est, i giovani italiani bocciano il proprio paese. In 13 anni 550.000 hanno lasciato l'Italia, politiche per giovani, lavoro e famiglia sono gli ambiti più criticati. Insomma, ci sono vari dati, oltre il 90% degli espatriati appunto indica la mancanza di adeguate politiche giovanili e quindi è una ragione per poi rimanere all'estero. Punto positivo, sistema sanitario e universitario, però appunto ci sono troppi punti negativi. Allora parto da Pressi, questa volta appunto con una domanda puntuale. Quali politiche giovanili mancano o bisogna migliorare in Veneto secondo lei? Ma è un argomento sul quale effettivamente c'è spazio per lavorare, anche per pensare a approcci e metodi nuovi. Io penso soprattutto all'ambito della formazione, venendo da una zona che è quella dell'est veronese, dove ad esempio, parto da un fatto concreto, c'è grande necessità di avere ragazzi impiegati nel settore dell'agrimeccanica, ma la formazione nel settore dell'agrimeccanica non c'è. E quindi ad esempio le imprese sono molto in difficoltà, i ragazzi non sanno della possibilità di poter lavorare anche con situazioni reddituali molto buone in un settore che tra l'altro è un settore ricco che genera molto reddito, e quindi c'è il problema del mismatching tra la domanda e l'offerta del lavoro che dipende anche dalla formazione. Io credo che la nostra provincia a livello italiano sia una di quelle che paga il prezzo più alto. Abbiamo fatto un lavoro negli anni di creazione degli istituti tecnici superiori dove eravamo pionieri, penso all'istituto tecnico per la logistica che c'è al consorzio ZAI, penso al lavoro che si è fatto su Bardolino per portare l'ITS settore turismo, una sezione di quello che è nato a Jesolo, che è leader a livello nazionale. Ad esempio in materia di agricoltura siamo un po' scoperti sotto questo profilo e bisogna ricominciare a investire come primo ambito. Veramente io penso a questo, perché se tanti ragazzi vanno via è perché non credono di avere delle opportunità qui. Istruzione tecnica superiore. Il fatto di avere delle opportunità qui dipende dal fatto di poter pensare a un progetto di vita che evidentemente dipende dalla possibilità di avere un lavoro secondo le proprie aspettative, e questo a sua volta è una catena, dipende dalla formazione che sul territorio c'è. Venzon, quali politiche per i giovani mancano in Veneto? Manca secondo me molto di più che solo la formazione. Prima di tutto congratulo il mio ospite, il mio collega qua, perché parlare di giovani per la Lega non è assolutamente facile. Dopo 15 anni in cui 200.000 giovani sono andati via dal Veneto, mi farei qualche domanda interna, e tu come ovviamente candidato giovane probabilmente spero che cambierai le politiche del tuo partito in questo senso. Ma ci sono due elefanti nella stanza da affrontare immediatamente. Tema 1, salari. Ovviamente la formazione gioca un ruolo, ma finché la gente è pagata 7 euro netti l'ora per lavorare al supermercato come autobus come guidatore di autobus di linea e così via, c'è un tema molto concreto che uno non può costruirsi un futuro in una città come Verona, in una città come Padova, in una città come Vicenza. È fondamentale fare in modo che la regione faccia molto di più sui salari, e io ho anche una proposta. L'idea di creare un salario minimo regionale di dignità. Ovviamente la regione non ha le competenze per costringere tutte le aziende a pagare almeno un tot di euro all'ora. Quello che può fare è dire: se tu vuoi accedere a fondi regionali o a bandi,
devi pagare i tuoi dipendenti o anche subappaltanti almeno 10 euro netti l'ora. Infatti mi sono creato un piccolo cartello perché secondo me questo è un tema fondamentale che io venga letto meno, spero che davvero venga portato avanti da chiunque sia interessato, perché è un tema chiave per dare un futuro ai giovani in questa regione. E poi il secondo tema è la casa. Se non ci sono le case, se gli affitti costano tantissimo, se i centri di città vengono presi a Airbnb, ogni giovane si sposta e cambia e va magari a Milano, come è successo a me, o va all'estero perché conviene molto di più rispetto al salario o il costo della vita. Quindi io ho questo punto nel programma di proporre la costruzione di 10.000 case, che sembra un numero enorme, ma ricordiamoci che ci sono circa 45.000 case sfitte in Veneto in questo momento, quindi convertire edifici pubblici e fare in modo che le case sfitte trovino una locazione permetterebbe a giovani, a persone sotto i 35-40 anni di finalmente avere un'abitazione dignitosa. E secondo me questa è una battaglia che, anche al di là del colore politico, va fatta per fare in modo che questa regione non sia più una regione in cui la gente emigra, come è successo purtroppo spesso negli anni, ma in cui la gente vuole tornare. Un salario minimo le piace come idea? Sì, ma tanto vorrei ripartire dai dati, 200.000, attenzione perché si dà sempre il dato dei giovani che escono dalla nostra regione senza mai fare il conto di quelli che rientrano, e secondo lo stesso Manildo in realtà il saldo negativo è di 38.000 in 15 anni, quindi parliamo di 4.200, 4.300 ragazzi all'anno. Sono tanti, sono pochi, una proporzione diversa però rispetto da quella da cui abbiamo iniziato il ragionamento. E salario minimo, ha detto delle cose che ovviamente sono condivisibili. Il problema è che bisogna avere presente che noi parliamo di elezioni regionali e quindi di proposte che chi si candida a fare il consigliere regionale può realizzare nel proprio mandato. Se noi parliamo di salario minimo non è un tema nel quale la competenza è regionale. C'è un tema di contrattazione salariale che dipende dai contratti collettivi nazionali, c'è un tema eventualmente di istituzione, come avviene in altri stati, di un tetto orario di retribuzione sotto il quale non si può andare, che però non è di competenza regionale, è di competenza del Parlamento. L'idea di dire ma se tu vuoi accedere a dei fondi regionali devi dimostrarmi di attendere diciamo un certo tipo di livello salariale, sì, per carità, si può fare questo, sì. Il problema è che noi abbiamo settori giganteschi della nostra economia che non pigliano un euro dalla regione. Penso alla grande distribuzione organizzata, dove c'è il problema salariale. Penso ad esempio al comparto della sicurezza privata, dove c'è un grosso tema salariale, guardie giurate, tanto per capirci, servizio di guardiania. Ecco, sono settori che non sono in nessun modo sovvenzionati dalla regione, e quindi il fatto di dire se tu vuoi avere il contributo regionale devi rispettare un certo livello salariale. E stessa cosa per la casa, cioè non è compito della regione stimolare la costruzione o finanziare la costruzione di alloggi privati. Tema diverso è quello del social housing, su cui noi negli anni invece, quindi parliamo di case popolari, che però è un concetto diverso rispetto alla costruzione di 10.000 alloggi. Sulla casa adesso ci arriviamo. Benzo voleva puntualizzare sul tema del salario. No, sul salario sei arrivato alla fine del ragionamento su quello che dicevo io. Secondo me però dire, sai, sì, toccherà soltanto il 10% delle aziende o il 5% delle aziende, però è un ottimo segnale. E poi ovviamente col fatto che voi siete anche al governo a Roma sarebbe anche un buon segnale per dire ok, forse è una cosa da mettere a livello nazionale, a livelli diversi in base alla prosperità delle regioni o dei territori. Però di smettere così l'idea di mettere un salario minimo, anche se regionale, anche se imperfetto, secondo me è un errore. È un errore perché i giovani davvero hanno bisogno di un po' di fiducia, un po' di speranza nel futuro, di dire ci stanno ascoltando. E secondo me anche una misura imperfetta, che a tendere si può perfezionare, potrebbe aiutare molto. E l'ho notato nei miei dibattiti in piazza qua a Verona, quando la gente vede il mio cartello con 10 euro l'ora netti, e le reazioni sono davvero positive. Cioè, anzi, molto spesso mi becco, non è abbastanza. Giusto, è vero, sarebbe meglio anche ambire di più, però dato l'economia italiana comunque è un buon inizio. E come hai detto tu, ci sono grandi settori che non vengono coperti. Secondo me è importante dare un segnale oggi, perché davvero è uno di quei temi che può cambiare la vita a tante persone. Cioè chi prende 8 euro netti all'ora, se ne prende 10 sono 300, 400 euro in più al mese, che ti cambiano davvero la vita.
e ovviamente ti dà anche quella speranza che questo sia l'inizio di un percorso. E secondo me questo non è solo un tema veneto, un tema nazionale, non c'è più quella speranza per i giovani di dire domani sarà meglio di ieri. Ed è quello su cui io spero che in piccolo in questa campagna si possa fare qualcosa. Uno dei temi per guardare al futuro con solide basi è quello della casa, perché se non si ha un posto dove stare diventa difficile costruire un futuro. Vediamo questo articolo di qualche mese fa, 24 aprile, si parlava della situazione dell'AGEC, l'azienda speciale del Comune di Verona che gestisce alloggi, diciamo alloggi popolari per capirsi, c'era un piano di riatti, eccetera, eccetera. C'era una cosa secondo me significativa, che addirittura l'AGEC si è impegnata a concludere un accordo con ATV, l'abbiamo detto prima, non so chi dei due, gli autisti che faticano a trovare un appartamento, e quindi 27 appartamenti dedicati proprio all'ATV, perché poi se mancano gli autisti mancano i servizi, eccetera, eccetera. Quindi la casa e poi lascio di nuovo la parola a voi. Verona e altre città chiedono un piano casa nazionale. Questa è un'iniziativa di vari sindaci e amministrazioni di qualche mese fa, anche questa, con varie iniziative. Le vediamo qua, questo è il sito proprio del piano casa nazionale. Legge sull'edilizia residenziale pubblica, assegnazione gratuita ai comuni di immobili inutilizzati, rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione, legge nazionale per regolamentare le piattaforme turistiche, e poi l'emergenza dei senza dimora. Insomma, ovviamente adesso qua non possiamo approfondire, però fra questi spunti, Venzon, c'è qualcosa che la colpisce o che... Secondo me la riconversione delle case, degli edifici pubblici in appartamenti privati è fondamentale, che sia destinato in parte a social housing, come ha detto il collega, o che sia anche proprio per mettere sul mercato a prezzi di favore per certe categorie. Secondo me è qualcosa da esplorare dato la crisi in cui siamo. E il secondo tema che mi piace molto, che in realtà io non ho coperto, è quello dei senza dimora, dei senza tetto. È un tema enorme, secondo me in una regione prospera come il Veneto basterebbe molto poco per migliorare la situazione. Ed è un tema che non è, diciamo, caldo in maniera elettorale, perché ovviamente queste persone non votano e così via. Però sia per migliorare la vita di molte persone che abitano in Veneto, sia per, ovviamente, magari fare in modo che la gente si senta più sicura, così, perché è sempre collegato anche al tema della sicurezza, fare in modo di trovare delle abitazioni semplici, temporanee, per chi non ha dimora, per rientrare nel mercato del lavoro, per tornare, diciamo, sui propri piedi, insomma è un tema che con qualche milione di euro la regione potrebbe davvero portare avanti, ed è una questione di sensibilità. Probabilmente fino ad oggi non è interessato a nessuno. Io spero che a noi giovani sia un qualcosa che si possa affrontare, in cui possiamo ambire tra qualche anno di vivere in una regione, speriamo anche in un paese, in cui non ci sono più senza dimora, che è una decisione pubblica di offrire un alloggio a chi non ce l'ha. Pressi, quali iniziative? Ma io penso che la prima urgenza della quale bisognerebbe occuparsi sia quella di limitare in maniera molto molto forte l'utilizzo a scopo turistico degli appartamenti. Cioè, quando io sento la proposta di dire benissimo costruiamo x mila alloggi, sì, attenzione, bisogna dire come lo finanziamo però, perché ora, se la mettiamo su questo piano, no, uno dice ne facciamo 10.000, dico ma facciamone 15.000. Cioè il tema è ogni proposta che comporta spesa bisogna che qualcuno dica come venga finanziata. Creare 10.000 alloggi costa qualche miliardo di euro. Dove lo prendiamo? Bisogna chiarirsi su questo. Da stime 800 milioni, cioè, ci sono gli articoli e con i fondi europei si coprirebbe Facciamo molto. Che sono 800 milioni. Noi 800 milioni di fondi europei in regione per costruire 10.000 alloggi non li abbiamo ad oggi. Dove li prendiamo? Tagliamo dall'agricoltura? Tagliamo dal Fondo Sociale Europeo che cofinanzia i servizi sociali? Tagliamo sulla sanità? Si fanno scelte politiche, su questo io posso essere d'accordo, però bisogna dire, per raggiungere questo obiettivo che comporta questa spesa, sacrifichiamo queste altre cose. È una scelta politica. E la prima cosa che secondo me invece andrebbe fatta è quella di limitare questi benedetti Airbnb, perché noi abbiamo un'emergenza abitativa, non perché non esista patrimonio abitativo, perché abbiamo più case rispetto alle reali necessità delle persone, cioè rispetto alle necessità di persone che avrebbero bisogno di accedere a una casa. Il problema è che noi abbiamo trasformato interi quartieri in degli alberghi, quindi queste case non sono appannaggio dei residenti, sono appannaggio dei turisti. Quindi le nostre città non sono più città per le persone che qui sono nate, si sono trasferite o comunque vogliono abitare, sono diventati dei contenitori per turisti.
Questo che cosa si deve? Alla scelta di fare una liberalizzazione selvaggia in questo settore, perché attenzione anche, io lo dico sempre, al falso mito delle liberalizzazioni, cioè si dice no, ma noi lasciamo che il mercato faccia il proprio corso. Sì, occhio, perché il mercato a cosa tende? Tende alla massimizzazione del profitto. In questo caso la massimizzazione del profitto si ha perché? Perché tra affittare un bilocale a 500 euro a una famiglia oppure usarlo a scopo Airbnb e guadagnarci 3.000 euro al mese, il mercato sceglie l'Airbnb. Allora o noi siamo in grado, come ha fatto anche ad esempio Barcellona, per citare un caso, o Parigi, noi la prima giurisprudenza della Corte di Giustizia su questo tema ce l'abbiamo perché Parigi ha fatto un intervento pilota di drastica riduzione degli Airbnb. Dal mio punto di vista va fatto questo. Attenzione perché è molto complicato. La regione c'entra, sì, c'entra perché è disciplina dell'urbanistica, però su un crinale molto stretto, perché la Toscana ha provato a fare una legge regionale su questo tema, la Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale. Ci hanno provato i comuni, ci sta provando anche il comune di Verona, copiando l'esempio di Bologna, però Bologna è già al Consiglio di Stato. Perché? Perché il nostro ordinamento è molto incentivato all'uso libero della proprietà, è molto orientato all'uso libero della proprietà privata, e questo concetto di dire non devi usare l'immobile come Airbnb ma devi usarlo esclusivamente a scopo abitativo, secondo i giudici è una limitazione della libertà privata. Però io dico sempre, guardate che sì, la massimizzazione del guadagno, uno ha fatto un investimento, è giusto che ci guadagni, figurarsi, io sono liberale e liberista da questo punto di vista, però esiste un limite oltre il quale non possiamo andare. Il limite oltre il quale non possiamo andare è che o abbiamo le persone che non hanno una casa, oppure se guadagni 1.200 euro al mese, 800 sono di affitto, e poi dove si va? Sembra un'ottima proposta di sinistra, se vuole unirsi siamo d'accordo. Giustamente Presti diceva, per costruire edilizia residenziale pubblica servono fondi. Dove si trovano questi? Beh, assolutamente abbiamo parlato di fondi europei, che è un grosso, una grossa fonte che può aiutare ad arrivare a quelle cifre. Un secondo punto sono anche i fondi statali che esistono per costruire, andare a riparare situazioni di problemi sociali e di sfide sociali. E il terzo, per esempio, una proposta che ho proposto io è quello di modificare l'addizionale IRPEF. Cioè ad oggi l'addizionale IRPEF è uguale per tutti, che tu guadagni 1.000 euro ne guadagni 50.000. Secondo me c'è assolutamente un caso per dire diminuiamola un po' per guadagnare 1.000 euro e aumentiamola esponenzialmente c'è un limite legale a cui si può raggiungere, aumentiamola un po' su chi guadagna più di 150-200.000 euro. Non moriranno di fame se contribuiscono 5.000 euro in più all'anno alla regione, e quali sono fondi che si possono utilizzare per questa iniziativa o per molte altre. Secondo me bisogna essere creativi, perché come ha detto il collega ci sono davvero dei problemi enormi che richiedono delle soluzioni diverse a quelle a cui siamo abituati, e il fatto che oggi uno guadagna 1.000 euro alla stessa edizione di IRPEF di uno che guadagna, ma posso anche andare a 10 milioni di euro al mese, è secondo me un errore strutturale della nostra regione e di molte altre regioni. Non è facile, l'avevo chiesto anche al candidato Manildo cosa pensava di fare con l'addizionale IRPEF, mi ha dato una risposta un po' vaga, devo dire, però visto che l'ha tirata fuori, addizionale IRPEF, ci si può mettere mano? Beh, attenzione. Difficile parlarne in campagna elettorale. No, ne parliamo volentieri. La percentuale è uguale, poi è evidente che se io guadagno fino a 15.000 euro non pago nulla, dopodiché in proporzione a quello che io guadagno pago una percentuale. Se io guadagno 1 milione di euro non pago la stessa somma che paga una persona che guadagna 50.000 euro all'anno o 20.000 euro all'anno, quindi c'è già un criterio non è una tassa che fissa, però è ferma da anni, è proporzionale. No, non è ferma. La regione Veneto è l'unica regione in Italia che non la applica proprio. No, appunto, cioè ferma. È stata fatta la scelta politica di essere l'unica regione in Italia dove non si paga l'addizionale IRPEF regionale, si paga quella comunale, si paga quella statale. La regione la sua ha scelto di non applicarla. Ora, io vi dico con grande sincerità quello che penso. Anche nel mio comune il problema di aggiungere o togliere una tassa è un falso problema, cioè bisogna dire ai cittadini ti faccio pagare di più laddove la scelta è quella di far pagare di più. Perché? Perché dal mio punto di vista non c'è niente di male a chiedere uno sforzo ai cittadini se a questo sforzo corrisponde un investimento in un settore che è ritenuto strategico, oppure, dico di più, in un settore che magari è anche in grado a sua volta di generare ulteriori entrate per la regione. Quindi io personalmente il tabù di dire no, noi abbiamo piantato il totem per il quale siamo l'unica regione che non fa pagare l'IRPEF, dobbiamo rimanere senza l'IRPEF per sempre, io personalmente questo totem non ce l'ho e non ho alcun problema a dirlo. Quello che dico io è: se decidiamo di farla pagare,
parte che sarebbero, cioè, parliamo nell'ordine di qualche decina di euro all'anno, cioè non immaginiamoci somme eclatanti a carico delle persone, è che moltiplicato per più di 4 milioni di abitanti evidentemente sono somme che diventano rilevanti. Però io dico, si può anche affrontare il tema di istituirla questa IRPEF, l'importante è essere molto chiari sul perché. Vogliamo fare un grosso investimento infrastrutturale, vogliamo fare anche un piano sulla casa, benissimo, si spiega con grande trasparenza alle persone, vi chiediamo uno sforzo per fare questa cosa, poi bisogna farla con serietà, bisogna farla nei tempi. Perché guardate, io ho sempre visto che le persone non sono disturbate dal fatto di pagare le tasse, sono disturbate dal fatto di pagare le tasse a caso, oppure se le tasse vanno spese in maniera irrazionale o rubate o tutte le cose che sappiamo. Ma tassazione a fronte di servizi, se il servizio qualitativamente e quantitativamente vale quello che io ho pagato, io non ho mai trovato nessuno che si dice in disaccordo sul fatto di contribuire. Quindi è una responsabilità della politica, fai la scelta di tassare di più, devi avere la capacità di dimostrare che lo sforzo che tu hai chiesto alle persone, la dico con una battuta, ne è valsa la pena, altrimenti la gente si arrabbia e poi c'ha ragione ad arrabbiarsi, insomma. Benzone è d'accordo. Sono d'accordo e spero che davvero si possa cambiare nel prossimo ciclo. Io e lui abbiamo una differenza sola, che lui è 20 centimetri più alto di me. Purtroppo non lo vediamo in studio. Allora, un'ultima battuta per chiudere, siamo verso la chiusura, vediamo un altro articolo sempre dal nostro portale economico Verona Economia. Veneto, sempre più pensionati e meno lavoratori, dati presentati a Padova in un recente convegno qualche giorno fa, demografia e lavoro in Italia in Veneto, promosso dall'Università e dalla Camera di Commercio di Padova. Questi numeri secondo me sono impressionanti. Fra 20 anni, nel 2045, in Veneto ci saranno 79 potenziali pensionati ogni 100 lavoratori, mentre oggi sono 43 su 100. Da trentenni ci spaventa questo dato? Chiedo a Benzone. Assolutamente. Non so come una regione possa funzionare con questi numeri, a meno che i robot si mettano a lavorare per noi. Quindi è fondamentale, torniamo all'inizio, salari, casa e temi simili sono quelli che possono cambiare questo trend, non solo perché meno giovani se ne andrebbero, ma anche perché ovviamente sarebbe più facile mettere su famiglia. Se guadagni invece che 1.200, 1.800 al mese, ci sta dentro un figlio, 2 figli anche. Quindi è un cane che si morde la coda. Secondo me siamo davvero a quasi un ultimatum per queste ragioni, nel senso che sono stati 15 anni in cui la regione non ha avuto queste priorità, perché non ha avuto la priorità dei giovani e della natalità. Possiamo dibatterne per sempre, ma la verità è che non è stata la priorità. Adesso, secondo me, è un momento fondamentale per la giunta regionale, il consiglio e così via, per mettersi a lavorare seriamente per dare un futuro a questa regione. E lo dico perché secondo me se aspettiamo altri 5-10 anni questi numeri non saranno mai più reversibili, cioè dovremo aspettare altri 50 anni per tornare a stare sulle nostre gambe. Quindi è il momento, è adesso. Io ho delle proposte magari più radicali, magari diverse da quelle del mio collega, e sono contento che anche il mio collega abbia delle proposte. È fondamentale mettersi a lavorare. Non so se sei d'accordo, Pressi, sui 15 anni passati, ma per 15 futuri, nell'ultimo minuto che ci manca, cosa fare? Ma se in quell'articolo che abbiamo fatto vedere, al posto di mettere la parola Veneto davanti, metti la parola chiaro, Europa, un problema nazionale. Cioè, Sì, è un problema del mondo occidentale, che è una cosa diversa. E riusciamo noi a invertire la rotta con le politiche regionali? Io credo di no. Cioè, l'Emilia Romagna, che è governata da 55 anni dal centro-sinistra, perché è nata nel 70 la regione Emilia Romagna, mi pare che abbia il problema di invecchiamento della popolazione che abbiamo noi. Ripeto, sono interventi che si fanno con le politiche, vorrei dire nazionali, ma non neanche nazionali, con le politiche europee. Poi sul fatto che il tema esista siamo tutti d'accordo. Io sul tema regionale vedo la necessità di contenere l'impatto di questo fenomeno. Perché? Perché impatta fortemente, questo sì, su 2 competenze regionali. Il primo è la sanità, il secondo sono i servizi sociali intesi come servizi agli anziani. Quindi bisognerà ragionare non tanto, cioè noi non abbiamo la competenza o gli strumenti per invertire la rotta che è del mondo occidentale, abbiamo la responsabilità di contenere gli impatti negativi. Questo sì. Come? Anche lì è una questione di risorse, perché i posti nelle case di riposo, si dice 30.000 anziani in attesa. Va benissimo, si può risolvere domani mattina, bisogna trovare i soldi per creare 30.000 contribuzioni mensili alle rette in più nella nostra regione. Ad oggi non ci sono,
Su questo bisogna essere molto chiari. Sulla sanità, se noi abbiamo una popolazione che invecchia in maniera esponenziale, quindi ha un periodo di cura che rimane più lungo, cioè di presa in carico del servizio sanitario regionale, perché se si vive più a lungo si è curati più a lungo a costi superiori, io personalmente vedo un quadro molto 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 complicato e ci sarà dal mio punto di vista un cambio completo di paradigma, perché il nostro sistema di spesa sociale ad oggi in questi termini non regge. Addizionale IRPEF, mettiamola. Sì, per aiutare. però anche con l'addizionale IRPEF a quel punto diventa una goccia, cioè davanti a un Chiaro, fenomeno sì, ovvio, epocale fenomeno. diventa una goccia nel Però mare. battiamoci. Sapete io cosa vedo personalmente? Primo punto, bisognerà ragionare sul fatto che l'INPS, ma qui non parlo di elezioni regionali, non può tenere all'interno dello stesso paniere la spesa per l'assistenza dalla spesa per la previdenza. Perché? Perché l'assistenza si mangerà la previdenza e i ragazzi non avranno la pensione. Perché? Perché a forza di dover pagare accompagnamenti e tutto l'aspetto legato all'assistenza, le casse della previdenza saranno esaurite. Però qui dovremmo si apre un aprire mondo per le prossime elezioni Esatto. politiche più che regionali. Allora vi ringrazio entrambi, vi chiedo un'ultima battuta di 10 secondi a testa al prossimo presidente del Veneto, chiunque sarà, qual è la prima cosa che gli chiedete per i giovani del Veneto? In 10 secondi. Ma io credo di lavorare, cioè sarà essenziale lavorare per fare in modo che ci sia un effettivo allineamento tra, come ho detto all'inizio, la formazione e il mondo del lavoro. Perché guardate che tanti ragazzi finiscono anche a fare lavori che a livello salariale non sono remunerativi. Perché? Perché non sono formati per entrare in settori che invece sono molto ricchi e dove si guadagna molto bene. Bisogna fare in modo che ci siano gli strumenti per allineare domanda e offerta a rialzo e non a ribasso. Questo è il concetto fondamentale. Richiesta numero 1 al prossimo presidente? Salario di dignità, 10 euro netti all'ora per tutti quelli che lavorano con la regione. Chiarissimo. Allora grazie di nuovo a Matteo Pressi e Andrea Venzon per essere stati con noi questa sera. Grazie a voi. mille. Di giovedì torna ovviamente giovedì prossimo vi invito a continuare a seguirci qui su Radio Adige TV per il proseguo della programmazione e ovviamente a iscrivervi al nostro quotidiano digitale Daily Verona che arriva ogni sera, è gratuito e arriva sul vostro telefono via email, via WhatsApp o sui canali Telegram o di nuovo WhatsApp. Di nuovo una buona serata e buon proseguimento.